I carabinieri hanno posto sotto sequestro cautelare 2 aree dove erano stoccate 280.000 tonnellate di rifiuti perché trattati in modo illecito. Si tratta di un'area del Trevigiano, a paese di Una nel Veneziano Annuale, dove il materiale conferito da più località del Veneto e di altre regioni, pur essendo inquinato e inquinante, non veniva reso inerte ma trattato come normale. L'operazione è stata effettuata dai Carabinieri Forestali di Mestre con il supporto del 14° Gruppo Elicotteri di Belluno e del personale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV su deleghe della Procura di Venezia. Il materiale trovato è pari a 10.000 trasporti effettuati con auto articolati. In particolare, l'emissione della misura cautelare da parte del GIP di Venezia è seguita ad un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Lagunare. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le operazioni contestate all'azienda consisterebbero essenzialmente nella miscelazione del materiale contaminato, principalmente da metalli pesanti quali rame, nichel, piombo e selenio, con altri rifiuti allo scopo di diluire gli inquinanti e alla successiva realizzazione, attraverso gli stessi, con l'aggiunta di calce, leganti e cemento, di aggregati da utilizzare nel campo dell'edilizia e in particolare per la realizzazione di sottofondazioni o rilevati stradali. In alcuni casi, sui materiali miscelati sarebbe stata riscontrata anche la presenza di frammenti di cemento contenenti fibre di amianto, materiale classificato come cancerogeno.